Oggi si celebra San Nicola di Bari. Il nome Nicola deriva dal greco e significa vincitore del popolo. San Nicola è patrono degli avvocati e degli scolari. Oggi, 6 dicembre, per alcune regioni dell'Europa iniziano le festività natalizie con la festa di San Nicola. Si tratta di una tradizione delle Fiandre, celebrata anche in Austria, Belgio, Paesi Bassi e Svizzera, rappresentando un'occasione per i bambini e le bambine di assistere insieme alle famiglie al folklore natalizio, con processioni, sagre e spettacoli pirotecnici. La tradizione di San Nicola sta diventando comune anche in alcune regioni dell'Italia, in cui i bambini lasciano fuori dai davanzali delle finestre scarpe e calze, nella speranza di trovare dei regali all'interno la mattina seguente. Il 6 dicembre 1975 si svolge a Roma la prima manifestazione nazionale del movimento femminista. Dal 1970 ha raggiunto degli obiettivi rivoluzionari con la conquista di più ampi diritti civili che hanno portato in Italia all'introduzione del divorzio, all'istituzione dei consultori familiari, alla liberazione dei contraccettivi e all'approvazione della legge che regola l'aborto. Ma sapete cos'è il muro del suono? Si parla del muro del suono nel caso in cui la resistenza dell'aria aumenta sempre di più con l'aumentare della velocità di un aereo fino a diventare elevatissima. L'aria davanti agli aerei viene compressa e nel caso in cui a terra ci fosse un osservatore, quello che sentirebbe sarebbe appunto un forte bang sonico, cioè un forte boato. Contrariamente a quanto si pensi, il boom sonico non dura pochi istanti, ma si verifica fin tanto che l'aereo mantiene una velocità superiore a quella del suono. Buon weekend ai 12, oggi questo weekend inizia con una luna che fa a botte con Marte in mattinata, ma che poi si rabbonisce entrando in Cancro nella sua dimensione e trionfano i sentimenti. Ariete, la luna inizia a essere in quadratura, di contro Marte oggi viene liberato proprio dall'opposizione della luna che è stata un po' più difficile da sostenere. Per voi oggi che sarete un pochino più smarcati, tenderete ad alleggerire ogni tipo di problematica e vedrete più alla passione Toro. Luna amica oggi per voi, anche se un po' arrabbiata con Marte, ma è una luna che promette di fare pace e di pacificarsi con tutto, un po' come voi che adesso riuscirete persino a comunicare delle scelte fatte e delle operazioni che avete in mente di fare con i partner più comunicativi. Gemelli, per voi oggi la luna chiede prospettiva perché dovete decidere su come ovviare a delle problematiche economiche, professionali e legali, ovvero quale scelta prendere per ottenere il meglio in tutte le vostre dimensioni. Cancro, la luna arriva nei vostri gradi trionfante, ci metterà un po' prima di congiungersi a Giove, ma aggancia sicuramente un umore molto migliorato. Saturno e Nettuno ancora la tormentano un po', ma nulla che non si possa risolvere semplicemente parlandone con il partner. Leone, una giornata oggi che vi rende particolarmente intuitivi. Oggi sarete capaci di stupire tutti con il vostro intuito, giocando d'anticipo, compreso il partner. Vergine, per voi oggi la luna torna amica ed è foriera di tante novità, di un riequilibrio affettivo, anche se il tentativo potrebbe essere complicato, visto che Venere, Sole e Marte ancora quadrano i vostri gradi zodiacali, sempre i salti mortali per dare tempo all'amore, ma oggi ci riuscirete benissimo. Bilancia, per voi oggi è una giornata da luna in quadratura, una giornata in cui affonderete un po' nel relax perché avete bisogno di scaricare tanto stress, quindi oggi posate il telefono, è meglio.
Scorpione, Mercurio ancora nei vostri gradi tesse delle ottime relazioni sia con Nettuno che con Saturno che con Giove, parla di evoluzioni, di novità e per voi Scorpione ci sono delle occasioni da non perdere un po' a tutti i piani. Sagittario, per voi oggi è una giornata che dismette finalmente la problematica opposizione della Luna. In mattinata forse ancora qualche nervosismo per via del suo bisticcio con Marte ancora ospite nei vostri gradi, ma sicuramente l'umore in serata migliora di molto. Capricorno, inizia la Luna in opposizione, per voi questo è un po' uno scarico di energia, uno scambio di vedute, anche parlare con il partner di quello che non vi va giù. Forse potreste semplicemente confrontarvi. Acquario, per voi oggi è una giornata che vede una serie di pianeti muoversi in direzioni disparate. Osservate un po' tutto da lontano con una certa fantasia e un intuito percettivo molto importante. Potreste anche decidere di darvi un pochino di più in amore. Pesci, per voi oggi la giornata vede una luna di trigono che riequilibra un po' le posizioni, che finalmente fa placare le ansie di Marte, il che accadrà verso mezzodì, per cui cercate di tenere duro e iniziate serenamente questo weekend. Il 6 dicembre 1959 venne inaugurato lo Stadio di Napoli con un match tra Napoli e Juventus, terminato 2-1. Inizialmente chiamato Stadio del Sole, prese poi il nome di San Paolo, che leggenda vuole fosse sbarcato proprio nell'area di Fuorigrotta. Il 4 dicembre 2020 il Comune di Napoli ha intitolato lo stadio all'ex capitano Diego Armando Maradona, deceduto il precedente 25 novembre. Oggi parleremo di Like a Monkey on the Rock, un'espressione molto particolare che ci arriva da una puntata del famoso David Letterman Show. Tradotta letteralmente significa come una scimmia sulla roccia. Ma cosa può mai significare una cosa del genere? In sostanza viene utilizzato per descrivere qualcuno che è visibilmente imbarazzato o nervoso, proprio come una scimmia fuori dal suo ambiente naturale. Il matto di oggi è l'illusionista Giuseppe Pinetti. A Parigi visse una doppia vita, si spacciava per uno scienziato e nel frattempo vendeva intrugli magici per strada. La sua fine fu drammatica per un megalomane come lui. Rovinato dagli eccessi di una vita dispendiosa, visse in povertà in Ucraina, dove morì. Ci salutiamo con la frase del giorno. La mente è come un paracadute, funziona solo se si apre. E quindi apriamo la mente e accogliamo questo weekend con tutte le cose belle che ha da proporci. Io vi aspetto domani con un nuovissimo episodio dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.